Ma direi che per prima cosa quello che sta facendo l'Associazione per le colline dell'UNESCO è già molto di quello che serve. In effetti, se siamo qui che stiamo celebrando con Ambrosetti e facendo il punto della situazione, è perché si stanno facendo delle cose veramente ottime. Il primo a ringraziare sarebbero i nostri avi che hanno fatto, diciamo, le culture in queste colline impervie, e quindi questa, diciamo, agricoltura eroica, perché così è. Quello che possiamo però fare per il futuro è fare più coesione, più rete, cioè, che non è una parola scontata perché tutti usano questo termine. Dobbiamo assolutamente agire di concerto tra comuni, amministrazioni, comuni ed associazioni, e qui stiamo facendo una serie di convegni, compreso in Conegliano, un convegno proprio che punta a mettere insieme una serie di progetti, facendo diventare un po' conegliano quello che è l'interscambio, lo snodo, il magnete, ma che sia in funzione di una rigenerazione, di un rilancio delle colline del Prosecco, partendo da Val Biadene, ma senza dimenticare Vittorio, senza dimenticare nessuno dei comuni che sono in questi 29 comuni delle colline del Prosecco. E questa è una seconda fase che direi molto importante. Se pensiamo alle piste ciclabili, non devono finire dove finisce il confine del comune, ma devono essere piste ciclabili che collegano tutti i 29 comuni, e così per gli eventi che non devono essere duplicati nella stessa data, cosa che alle volte succede, in realtà devono essere concertati. Quello che sta facendo comunque l'Associazione per le colline dell'UNESCO, la Marina Montedoro Giuliano Vantaggi, è già una cosa molto eccezionale, cioè ha dato molte sinergie, molto lustro, ha portato un sacco di turisti, stanno facendo un lavoro incommiabile, e quindi vorrei non solo citarli, ma raccomandare al Presidente della Regione, a cui verrà dopo, che tengano presente che questi sono due personaggi, la Marina Montedoro e Giuliano Vantaggi, che sono stati determinanti per costruire questa rete, questa unicità di intenti intorno alle colline, intorno a questi 29 comuni.